Il principio è un codice fiscale, un vaccino, e su questo non ci piove. Con l'ottica proprio anche nel rispetto proprio della massima trasparenza ed equità. Un codice fiscale, un vaccino. Sono in corso le verifiche per far luce sul caos prenotazioni per il vaccino del personale scolastico della provincia di Padova. Nelle scorse ore l'USL 6 aveva bloccato il sistema dopo la scoperta di prenotazioni multiple attraverso l'utilizzo di un solo codice fiscale. I casi sospetti al momento sono più di una decina. La preaccettazione online avveniva infatti attraverso il codice fiscale sulla base degli elenchi forniti attraverso il MIUR, ha spiegato Ivana Simoncello dell'ufficio prevenzione dell'USL, che sta studiando delle migliorie al sistema informatico. Stiamo applicando degli ulteriori filtri al sistema informatico in modo tale da permettere che un'unica persona si prenoti di volta in volta. Il caso padovano però sembra essere l'unico. Nelle altre province la vaccinazione di docenti e personale ATA sta proseguendo in modo regolare, ci ha assicurato il provveditore regionale agli studi Carmela Palumbo. Per quanto riguarda gli insegnanti, adesso indubbiamente tutta la programmazione, cioè quelli che sono prenotati ovviamente rimangono. La programmazione futura deve essere rivista in funzione di quelle che sono le nuove indicazioni, perché indubbiamente dobbiamo tener conto di queste ultime, quindi dobbiamo inserire queste fasce d'età degli anziani che prima non erano state rappresentate come una forma di priorità. Su disposizione regionale dunque si accelera sulla vaccinazione degli anziani e già a partire dalla settimana prossima verranno convocati nel Padovano le classi a partire da quella del 1929. I prossimi a ricevere la convocazione dopo settimane di polemica saranno i farmacisti, mentre è iniziata la vaccinazione del personale carcerario. Tra le buone notizie il sensibile aumento di dosi in arrivo di vaccino per marzo. Entro fine mese per il Padovano sono previste complessivamente 60.000 dosi di AstraZeneca, 16.000 di Moderna, 50.000 di Pfizer. Questo incremento ha portato alla decisione di aumentare le linee vaccinali. 8 linee in più saranno attivate nel padiglione 6 della Fiera di Padova e altre potrebbero essere aggiunte alle 16 già predisposte dal Comune. 2 linee in più a Cittadella e a Loreggia, mentre per la Bassa Padovana i centri di Este e Monselice saranno attivi più giorni a settimana. Il nuovo direttore generale Paolo Fortuna ha aggiornato anche sulla situazione delle case di riposo, dove dopo la campagna di vaccinazione il virus sta scomparendo. Attualmente sono gli 11 gli ospiti positivi su 4.079 e 9 gli operatori su oltre 5.000.